Allora, mister, cosa si può dire oggi della partita, questo derby, guardando magari anche a un girone fa, sono lasciati sul campo 4 punti. Comunque il Pordenone è una gran bella squadra con ottimi elementi e organizzata. È venuta qua, ha giocato a calcio, ha fatto la sua partita di grinta, di organizzazione e di volontà. Noi abbiamo fatto fatica a ingranare, infatti il primo tempo abbiamo subito il loro gioco e giustamente siamo andati sotto. Dopo il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo avuto una reazione, però è stata sufficiente solo per un punto. Era una reazione che ti aspettavi giustamente dopo lo svantaggio, magari l'ingresso di Mantovani poteva essere fatto prima, questa è una considerazione personale. Può darsi sì, che prima la Karin, prima la Tonon ci potevano stare, però la reazione della squadra c'è stata e doveva esserci, perché un gruppo del genere può solo reagire a delle partenze un attimino sottotono. E non ci ha neanche guardato un attimino la fortuna, perché in un paio di occasioni la Ferina in qualche mischia, in qualche altro periodo magari andava dentro, e comunque accettiamo giustamente il verdetto del risultato. Adesso è dura, è difficile. Sì, infatti proprio guardando la classifica con 9 punti a disposizione e 4 da recuperare è molto difficile, come dici te. Diciamo che in casa si è sperperato un po' troppo forse. Sì, giusto, in casa abbiamo perso molti punti, quindi non è solo da recriminare il pareggio di oggi che ci poteva anche stare, e poi mancano 9 punti. Il nostro cruccio era che non dovevamo regalare l'obiettivo del terzo posto alle altre, dovevamo cercare di vincere tutte, non ci siamo riuscite e le altre sono brave a vincere ogni domenica, quindi alla fine dei conti chi vince il campionato ha meritato di vincere, chi rimane in Serie B ha meritato di restare in Serie B e così via per tutte le categorie. Diciamo l'unica nota di realtà è magari il 10° risultato utile. Sì, le ragazze, cioè 10 partite, 7 vittorie, 3 pareggi con le prime 2 in classifica, e oggi col Pordenone. Vincere 10 su 10 non dico che sia impossibile, per l'amor di Dio, però ci vogliono tante componenti, quindi più di questo non posso chiedere alle ragazze. Adesso riprendiamo i cocci e vediamo sta settimana. Allora, mister Di Filippo, complimenti innanzitutto per questo pareggio qui a Vittorio Veneto. Il Pordenone si è portato a casa nei 2 derby, diciamo così, 4 punti. Sì, abbiamo fatto una buona partita contro un'ottima squadra. Anche all'andata avevamo subito molto, ma eravamo riuscite a tenere un gol di distanza. Oggi purtroppo abbiamo preso gol negli ultimi minuti per una nostra disattenzione, anche se avevamo subito molto il gioco del Vittorio Veneto. Le ragazze sono state brave, perché comunque in una giornata molto calda, in un campo molto grande ma meraviglioso, sono state brave, abbiamo fatto un buon gioco, peccato insomma per il solo punto. Per quanto riguarda il primo tempo, diciamo è stato un po' altalenante, poi avete trovato il gol giustamente nel finale. Come dicevi, nella ripresa si è svegliato, diciamo, un po' tardi il Vittorio Veneto, magari per quanto riguarda la fase offensiva. Ma sicuramente, avendo segnato alla fine del primo tempo, è stato una cosa a nostro favore. Poi giustamente il Vittorio Veneto doveva fare qualcosa e ha cambiato modulo, ci ha messo più in difficoltà, hanno giocato bene sia davanti che in mezzo al campo, e diciamo che il pareggio è stato giusto.